Di Luca Braga, che è riuscito a conservare la terza posizione. L'arrivo anche di Emilio Perco, insediato da Michele Scolaro. Sulla linea d'arrivo Michele Scolaro. Arriva anche Alessio Morini, poi col numero 335 Andrea Minatto, e via via tutti gli altri concorrenti. Arriva anche Stefano Ghenda. Attenzione, i primi 10 concorrenti della categoria cadetti sono invitati a portarsi nella zona premiazioni. È così che il tuo tecnico ti insegna, guarda. Mentre adesso sulle prime d'arrivo anche Angelo Suman, anche Andrea Fortuna conclude la sua gara. Poi col 3,55 vediamo arrivare anche Mirko Salvalaio, insediato da Jacopo Labi. Ecco l'arrivo di Luca Pregrasso davanti a Filippo Andreose, e poi col 3,40 vediamo Alessandro Bonato che precede Marco Porro di Savolo. Un altro che guarda. Arriva anche con il numero 303 Francesco Ballarena, sempre del Bisavolo. Ecco. Proseguire mantenendo le posizioni senza superarvi. Continuano gli arrivi sul traguardo. Arriva anche Alessandro Gigli. Ragazzi! Arrivo anche per Andrea Mazzucato di Sabano. No. Intervenire, però se tutti date avete in mezzo, cerco di appiattirmi. So che ti vuole venire in Soasa dappertutto. Adriano, ti vuole mettere il TTB in mezzo? So proprio quello che ci tiene, insomma. Appunto. Professor Garelli, per cortesia. Eccola. Il blocco che guarda, no, ma col mio. Va bene, dai, primi 8. Primi 8, va bene. Va bene, guarda, Siamo al termine di questa gara della categoria allievi, estremamente interessante, con un dominio assoluto da parte di Pino Antitonio, e andiamo a vedere. E poi ancora Dolomiti dell'Uno con Elia Cullo, Manuel Bratti e Stefano Laraudo. Questi sono tutti i concorrenti iscritti nella categoria junior maschile e senior femminile cross lungo, 6 km da percorrere. Quindi un giro medio più 3 giri grandi.
situazione ancora in evoluzione, con tutti i concorrenti ben raggruppati, la maggior parte dei concorrenti ben raggruppati nel gruppo di testa. Nessuno si prende la maglia nera, probabilmente Stefano Riga. Ora sono poco usciranno rapidamente dalla palude. Forza Chiara! Bene, bene, bravissima! Potranno disputarsi la vittoria in questa gara, la coppia della Atletica Padova, Gianni Lazzaro e Marco Pettinazzo di seguito. Oh, dai, Maro, via, cambia! Milo, duro, bravo Milo! Miro, sotto la Miro! Al comando Milo fa una fatica del diavolo. Giovanna Ricotta. Sì. Allora, dove Davanti Michele Zanato. Vai Giovanna! si passa Milo. Vai, vai! Che bello Dai Lorenzo! Francesco! Roma, benissimo, benissimo! Francesco! Dai Diego! Dai Michele! Nicola! Ragazzi, Un pochettino, dai! Direzione della società, quindi possono portarsi presso la intanto Stefano Riga ha ulteriormente allungato tutti i inviati inseguitori, ma la situazione è ancora abbastanza aperta, sono una decina di metri in vantaggio di Stefano Riga nei confronti del gruppo degli inseguitori che ora è guidato da Marco Pettenazzo insieme alla... Marco, dai Giovanni, tranquilli! Vai Simone! Eccolo i concorrenti che stanno rientrando nella zona della palude, con Stefano Riga al comando con una decina di metri di vantaggio nei confronti della coppia Pettenazzo-Lazzaro dell'Atletica Padova. Sì, il piccolo lei c'ho, gratis, questa è la cosa. Quindi per togliere i mappi resta nella scarpa. Ma anche me ci vieni, Non so io, tutto, ogni tanto vedo poi, non dire cose di uscita, e appunti, però Ora scompariranno effettivamente, non definitivamente, ma momentaneamente dalla nostra lista, quindi noi riusciamo a vedere tra poco, tra un minuto circa, li vedremo riapparire dall'altra parte. Siamo nel primo dei 3 giri grandi con Stefano Riga dell'Anna Atletica Feltre al comando della gara con una decina di metri di vantaggio nei confronti della coppia Pettenazzo-Lazzaro e poi Stefano Darold